maturità che funzioni, una maturità che metta d'accordo professori, docenti e studenti. Al grido di "gli immaturi siete voi", gli studenti medi sono scesi in piazza a Padova. In 200 si sono incontrati per una manifestazione statica, perché i cortei in zona gialla non sono permessi, in Prato della Valle per protestare contro la decisione del ministro Bianchi di aggiungere una seconda prova all'esame di maturità 2022. Non vogliamo una maturità facile, dicono, ma non dimentichiamoci della pandemia. Vogliamo semplicemente che si tenga conto di tutto quello che abbiamo accumulato in questi 2 anni di pandemia. La DAD, le scuole aperte a intermittenza, 50%, 75%, non ci hanno portato a costruire il nostro percorso di studi a 360 gradi. E tornare a una maturità come invece in pre-pandemia, certo, magari da un certo senso significa tornare alla normalità, ma già la normalità di prima era estremamente precaria e non si può far finta che la pandemia non ci abbia lasciato dei segni. Una manifestazione a livello nazionale per chiedere un tavolo al Ministero dell'Istruzione. Per appunto costruire una maturità più lungimirante e che appunto vada a valorizzare le singole personalità che la vanno a sostenere, dalla tesina al reinserimento del tema storico e a tutti questi tipi di accorgimenti che potrebbero andare a effettivamente testimoniare la maturità di uno studente. Dopo la morte del giovane studente friulano, il tema dell'alternanza scuola-lavoro torna nel dibattito studentesco. Il fatto che noi andiamo là per formarci, per iniziare una carriera lavorativa alla quale noi effettivamente dobbiamo pensare e poi verificare che succedono cose simili, estreme come quelle è successo a Lorenzo, è davvero inaccettabile e noi non sappiamo più come dirlo.